Prendo con un certo dispiacere di essere definito da un collega di maggioranza una persona scorretta. Non mi pare di aver posto la questione in termini di scorrettezza, nel senso che quello che pensavo l'ho detto in commissione, l'ho detto anche nei giorni successivi, l'ho riferito ai miei compagni di partito, l'ho riferito al mio capogruppo, l'ho riferito al Presidente del Consiglio, chiedendo a tutte queste persone di ripensare a quello che era stato fatto, perché a prescindere dal voto a larga maggioranza si sta commettendo un grave errore. E questo è semplicemente il mio pensiero, non pretendo di imporlo a nessuno, però pretendo che siano fatte le cose con maggiore serietà quando si prendono decisioni che possono influire sulla vita degli altri. Perché è molto probabile che questo mercato vada a morire già di suo. Quello che stiamo facendo non è certo una ciambella di salvataggio, anzi potrebbe accelerare questo processo che è già stato innescato alcuni anni fa. Io non mi sono candidato per questo, non sono stato eletto per questo e non sono qua a fare questo, io personalmente, ma credo che anche voi non siete qua per questo, quindi credo che ci sia ancora l'occasione per riflettere meglio, perché queste non sono cose che si fanno, come spesso si dice, sugli input di partito o di coalizione, si fanno con la testa, con la sensibilità e col coraggio di metterci la faccia su questa cosa. Ora, se ci vuole ancora del tempo per riflettere, ci sarà. A me spiace, ha ragione Bestetti quando dice che non è bello che io faccia 20 emendamenti, però li faccio lo stesso perché spero che questo tempo in più che passeremo assieme, con reciproco disagio, ci aiuti a riflettere un po' meglio su quello che si sta facendo. Dice dal collega Tagliaferri, che io peraltro stimo come collega e come presidentessa di commissione, ha sempre gestito bene la commissione nonostante alcune contestazioni dai nostri amici dell'opposizione. Credo che però tutte le belle cose che ha detto il Duc, i residenti, andavano fatte prima di dire di no, perché di fronte a un parere negativo come quello che è in votazione stasera, è un punto da cui non si torna più indietro. Io sto dicendo, si potrebbe anche arrivare a un no, non sono certo, no, non si può andare avanti, perché di fronte a un no della zona, quella soluzione viene tolta, e quando si decide per un no si elimina una possibile soluzione. Invece in questo momento vanno tenute tutte aperte queste strade, perché può anche darsi che non sia Pagano il posto migliore, ma a questa decisione si deve arrivare con un procedimento un po' più strutturato, perché non è una cosa che si decide schioccando le dita, ok? Quindi spero veramente che 20 emendamenti possano servire a tutti per rifletterci meglio. Sì, li discuterò tutti, mi spiace Arturo, ma è così, cioè io non me la sento di mettere il mio nome su questa cosa senza fare niente, senza fare tutto quello che posso, perché è una cosa sbagliata. Grazie, prego, consigliere.